Venezia. La questura ha notificato un foglio di via obbligatorio a 4 appartenenti all'area anarchica, 2 uomini e 2 donne non residenti nel comune. I 4, con precedenti per danneggiamento, invasione di edifici, diffamazione e vilipendio, erano stati recentemente denunciati per manifestazioni non autorizzate davanti al carcere di Santa Maria Maggiore. Il foglio di via obbligatorio impone il divieto di fare ritorno sul territorio del comune di Venezia per i prossimi 3 anni. Mestre, fermato dai carabinieri e da un addetto alla vigilanza mentre si dava alla fuga dopo aver rovistato tra gli scaffali dei garage condominiali nella zona residenziale della Torre Manzelli ed essersi appropriato di diversi oggetti. In manette è finito un 29enne di origini marocchine già colpito da provvedimenti di espulsione per una precedente condanna e dal divieto di soggiorno nel comune di Venezia. Mira è rientrato a casa dopo una serata con gli amici proprio mentre un ladro stava tentando di forzare la tapparella dell'appartamento nel quale vive con i genitori e la sorella minore. Mentre tentava di bloccare il ladro, un 20enne di Mira è stato aggredito dal complice. La colluttazione si è conclusa con la fuga dei malviventi e un grosso spavento per tutta la famiglia che era stata svegliata proprio dal tentativo del ladro di forzare la serranda. Marghera, spesa sui generis per un giovane polacco che tentava di passare le casse del Panorama con una bottiglietta di acqua naturale e, malamente nascosti nei vestiti, una serie di generi alimentari ed un costoso superalcolico. I suoi movimenti sospetti erano però stati notati subito dall'addetta alla sicurezza, anche lei polacca, che ha immediatamente allertato i carabinieri.